Scendendo il corso del tagliamento, quando questo già da parecchi chilometri sembra non voler più mostrare le sue acque, il fiume forma un guado naturale, attraverso il quale per secoli genti ed eserciti hanno trovato facilità di transito. Poco discosto, verso oriente, sorge Codroipo. La sua origine è forse da ricercare, come alcuni sostengono, con una tesi alquanto suggestiva, ma con elementi non del tutto svelati, nella vicenda delle prime chiese cristiane di influenza giudaico-alessandrina, per cui il toponimo deriverebbe dal greco Codropoli. Oppure, come dai più ritenuto, il suo nome deriva dal fatto di trovarsi all'incrocio di due strade, quadruvium, quella costruita e sistemata da Augusto, che partendo da Concordia, nella località di Vado attraversa il ramo destro del tagliamento, e presso Pieve di Rosa quello sinistro, venendo quindi a incrociare il tracciato della via Postumia, esistente da circa un secolo e mezzo. Al di là del significato del toponimo, è comunque probabile che esistesse già un'ulteriore asse viaria di importanza locale, che scendendo ad est del corso del tagliamento andava verso la foce dello Stella. Lungo questo tracciato, in punti particolarmente importanti, forse naturalmente difesi da paludi con acqua sorgiva, si ergevano due castellieri che sono stati identificati a sud di Codroipo, abitati già nell'età del bronzo e poi in quella del ferro. La ricerca archeologica ha permesso di stabilire che di qui passavano le merci provenienti da Uderzo o da Concordia, che erano dirette fino al I secolo verso l'importante centro carinziano posto in cima al Magdalensberg. Gli scavi condotti nell'estate 1995 hanno permesso di documentare la presenza a Codroipo, in quel periodo, di alcune di queste merci. Un drenaggio con anfore effettuato al principio del I secolo d.C. ci informa come in quell'epoca si sia provveduto a riempire alcuni fossati, forse per sistemare un'area prossima alla zona urbanizzata. Sappiamo che la strada venne restaurata nel periodo della prima tetrarchia, quando si riorganizza tutto il sistema stradale, difensivo e militare di questa parte d'Italia. Il sistema viario rimase sostanzialmente invariato fino al periodo longobardo, quando nuclei di guerrieri vennero a insediarsi nelle vicinanze o accanto agli insediamenti abitati, fin dall'età romana. A sud di Codroipo e anche in corrispondenza dell'attuale centro storico sono stati rinvenuti alcuni resti attribuibili a necropoli del periodo longobardo, ivi collocate certamente prima che l'assetto delle Pievi ridisegnasse anche in Friuli gli ambiti in cui potevano stare i vivi e in cui dovevano stare i morti. In seguito, in epoca imprecisata, venne scavato un vasto fossato di forma irregolare, al cui interno si trovava, a una decina di metri di distanza, una difesa di terra sostenuta da appresamenti in legno, spalto, secondo uno schema che era in uso nell'Italia nord-orientale fino all'avanzato XI secolo. Allora la parte centrale dello spazio così delimitato era occupata dalla Pieve, orientata esattamente verso est, seguendo la disposizione dei decumani della centuriazione romana. Ad essa si accedeva da ovest. Successivamente la cortina venne a perdere di significato e importanza, ed anzi nel 1468 venne scavata la roggia che, circondando tutta la parte allora urbanizzata, veniva a delimitare la nuova cerchia del paese. Accanto a questa roggia, e certamente in collegamento con essa, sorsero anche piccole attività artigianali, come officine per la lavorazione della ceramica, di cui si è trovata qualche traccia in occasione delle ristrutturazioni degli ultimi anni. Nella sua storia antica e medioevale, Codroipo segue le vicende del resto della pianura friulana, la cui trama è tutt'altro che lineare, tanto da lasciare tracce di culture e passaggi diversi, dovuti a presenze culturali, religiose e antropiche stratificate, che hanno lasciato un segno nei toponimi e nelle abitudini. Vanno ricordate a titolo di informazione la presenza di nomi greci e latini, di tradizioni giudaico-cristiane,
di toponimi slavi dovuti agli insediamenti patriarchini successivi alle invasioni degli Ungari del X secolo. Una recente lettura dovuta al professor Don Gilberto Presacco tenta, sulla base di questi elementi, di tracciare una possibile storia parallela a quella ufficiale, che riguarda non solo il centro di Codroipo, ma in modo particolare le campagne del Codroipese. Di particolare suggestione la vicenda di Sante Sabile, che si collegherebbe alla tradizione marciana di Aquileia e dalle sue implicanze con la matrice giudaico-alessandrina della Chiesa aquileiese. Esiste a tutt'oggi a Goricizza un'ancona votiva dedicata a Sante Sabile. Si tratta di una santa che nessun calendario registra ed il cui culto non è noto al di fuori del territorio aquileiese. Monsignor Guglielmo Biasutti prima e Don Gilberto Presacco poi intravedono in questa ancona i resti possibili di un arcano culto giudaico-cristiano del giorno santo, il sabato, degli ebrei. Altro elemento interessante di questa tesi è un imponente complesso architettonico che si trova a sud-est di Codroipo, nella zona delle Sorgive, che si ritiene il luogo dei primi insediamenti umani nella zona, che la tradizione popolare tramanda come un antico insediamento monastico cenobitico. Tale complesso prende il nome Likatokis, toponimo che potrebbe portare a pensare ad una possibile origine greco-mediterranea, katoché, katokos, incubazione, dormire accanto al sacello. Nel 1420 Codroipo, insieme alla gran parte del Friuli, fu conquistata dalla Repubblica Veneta. Passò sotto il dominio di diversi signori fino al 1468, quando Leonardo, conte di Gorizia, titolare del feudo di Codroipo, investì Domenico, appartenente alla casata dei Cossio di Zegliacco, della cortina di Codroipo, autorizzandolo inoltre a costruire una roggia con relativi mulini dal tagliamento alla cortina. Grazie alla presenza dei Cossio e alla venuta in Codroipo di altre famiglie, specialmente quella dogale dei Manin e quella dei commercianti veneziani Rota, che esercitarono dal 1500 l'arte dei lignaroli, diede un'impronta più evidente alla vita economica della zona, basata su agricoltura e sulla trasformazione dei prodotti della terra. L'importanza di Codroipo aumenta, la popolazione cresce, superando le 600 unità. Il periodo veneto lascia nella zona di Codroipo alcuni segni architettonici di notevole importanza. Villa Manin è il più importante ed imponente esempio di villa veneta in Friuli. Il corpo gentilizio è a 3 piani, sopraelevato nella parte centrale, e decorato da statue. 2 grandi barchesse ortogonali allo stesso delimitano il giardino separato dalla strada da 2 peschiere. Un'ampia esedra, prolungamento della barchessa, chiude ad emiciclo uno spazio verde. Nella parte settentrionale, 2 basse foresterie si prolungano nell'ampio parco. La storia di Villa Manin è secolare. Le prime notizie risalgono al 1501, in un atto di divisione dei beni di proprietà della famiglia Manin in Passariano. Nel 1651 Ludovico Manin acquistava il titolo nobiliare della Serenissima. Già prima del 1651, Ludovico aveva cominciato la costruzione della villa per mano dell'architetto Giovanni Bonomi, ma il conseguimento del titolo nobiliare lo porta alla realizzazione di una tipologia più importante. La prima villa, attorno al 1670, si presentava con un corpo residenziale loggiato, legato ortogonalmente a 2 barchesse nella parte anteriore e a corpi secondari di servizio sul retro e chiuso da torri. Le successive modifiche della prima metà del Settecento portarono la villa ad assumere l'aspetto odierno. Per opera di Domenico Rossi vengono realizzati dapprima la piazza quadra, il giardino antistante il corpo residenziale, la piazza rotonda e la chiesa, delimitando così l'antico borgo che sorgeva ai limiti della villa.
Oltre alla Villa Manin, la zona del Codroipese vede ergersi sulle sue terre numerose altre dimore di epoca veneziana. Nella zona sud di Codroipo, nella piccola frazione di San Martino, si trova la Villa Kechler, che nel 600 era appartenuta alla famiglia Manin, prima del loro trasferimento a Passariano nella Villa Dogale. Il complesso consta di un corpo gentilizio, caratterizzato da una trifora con balaustre al piano nobile e da due ali aggiunte successivamente. Le grandi barchesse dipinte di un caratteristico rosso delimitano la corte erbosa arricchita da statue. A settentrione si estende un vasto parco. In comune di Camino al Tagliamento, al termine dello stradone che da Iutizzo porta a Gorizzo, si può ammirare la maestosa Villa Mainardi, già con Loredo Mels. L'attuale struttura è databile a metà del XVII secolo. La villa, sorta sulle rovine di un fortilizio edificato nel 1125, fu danneggiata dall'invasione turca e riedificata dal poeta Hermes di Colloredo nel 1656. Si tratta di una costruzione imponente, in cui il corpo nobile presenta un possente portale a bugnato, con lo stemma della famiglia nella chiave di volta ed una balconata a trifora. Ai lati, due barchesse poste sulla stessa linea. Il complesso è preceduto da un grande spiazzo erboso semicircolare, con viale d'accesso delimitato da due grandi obelischi in mattoni. La presenza di un fossato antistante la villa e dei canali che circondano il parco alle spalle dell'edificio le conferiscono l'aspetto di un vero e proprio castello. Nel ben conservato borgo rurale di Muscletto, caratterizzato da un insolito campanile, è situata la villa Colloredo Mels. Il complesso si trova al centro di una vasta tenuta agricola, appena all'esterno del centro abitato, senza un apparente riferimento urbanistico rispetto a questo. L'aspetto architettonico della casa rurale, realizzata nel XVI secolo con rielaborazioni del XVII secolo, è estremamente signorile. La costruzione centrale è aumentata da due possenti torri aggiunte nel XVII secolo, che rafforzano il carattere medievale del cortile, delimitato ai lati da due barchesse adibite ad uso agricolo, secondo la caratteristica tipologica delle ville venete. In centro a Codroipo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, si erigono le ex carceri, imponente costruzione dell'epoca asburgica che fino alla metà del nostro secolo hanno svolto la loro funzione. Come scrive Don Vito Zoratti nei suoi ricordi storici, l'attuale chiesa parrocchiale fu iniziata nel 1731 dai fratelli Francesco e Pietro fu Luca Andrioli, capomastri muratori milanesi abitanti a Udine. Per primo fu costruito il coro e la vicina sacrestia. In seguito furono demoliti il campanile, la sacrestia vecchia con tutto il corpo della chiesa, che era posta in senso trasversale all'attuale. Fu consacrata nel 1752 dal cardinale patriarca Daniele Delfino. Lo stile architettonico è un neoclassico corinzio con facciata ionica. La facciata e parte della chiesa furono modificate nel 1847 dai conti Rota, che a loro spese fecero anche la nuova cella campanaria con la sua bella punta piramidale. Fecero pure, sempre a loro spese, l'altare del crocefisso, che fu ultimato nel 1850. I dintorni di Codroipo sono caratterizzati dalla presenza di alcuni borghi rurali che, nonostante le ristrutturazioni subite, mantengono un preciso riferimento all'epoca contadina. Fra essi spiccano Muscletto, con il particolare campanile, San Martino e San Pietro, piccolo borgo rurale sulla cui piazza con albero secolare sorge sopraelevata una piccola chiesa. Nella frazione di Pozzo, poco discosta dal centro abitato in direzione del Tagliamento, si trova l'antica chiesetta di San Rocco, ornata da affreschi del XV secolo. L'edificio è dotato di pronao, che aveva in passato la funzione di protezione e rifugio in caso di maltempo. Nel periodo che seguì la firma del Trattato di Campoformido, fatta in Villa Manin, con il quale tutto il Friuli ed il Veneto venivano ceduti all'Austria, Codroipo,
come del resto tutto il Friuli fu lo scenario su cui i potenti d'Europa, austriaci e francesi, effettuarono i loro giochi politici e le genti contadine di queste terre pagarono un prezzo altissimo in distruzioni e in servitù. Nel 1866 il Friuli veniva annesso al nuovo Stato unitario italiano. La fine dell'Ottocento e i primi del Novecento videro nascere a Codroipo e nei dintorni alcuni insediamenti industriali di cui i principali erano la cartiera di Passariano e le filande per la lavorazione del baco e la produzione della seta. In Codroipo nel 1908 fu costruita dai signori Frova di Milano la Filanda Grande, che dava lavoro a oltre 250 persone. La presenza di molte acque ha sempre favorito in Codroipo l'attività legata ai mulini. Come scrive Don Zoratti nei suoi ricordi storici, molti erano i mulini tutti sulle acque. Nel distretto se ne contavano 22. Qui in Codroipo c'era uno in paese e 4 lungo la roggia in via Molini. In uno dei 4, oltre a produrre la farina, veniva abbattuto il baccalà, operazione che tutt'oggi viene effettuata. Nel 1896 Giovan Battista Fabris scrive: Codroipo ha il suo fiumicello, la roggia che lo attraversa per metà da nord a sud, un bel filo d'acqua che serve per gli usi domestici. Fuori dall'abitato poi, dalla parte di mezzogiorno, vi sono acque sorgenti che hanno un nome per la loro purità e freschezza. La zona delle sorgive è situata immediatamente a sud dell'abitato di Codroipo e fa parte di un più vasto territorio a sud della linea delle sorgive, Codroipo-Palmanova. In tale territorio, originariamente sede di paludi di acqua dolce e di terreni umidi, che costituiscono il tipico ambiente dove si manifestano i fenomeni di risorgiva delle falde, traggono la loro origine i vari fiumi di risorgiva, il principale dei quali è lo Stella, che si gettano nel sistema lagunare di Grado e Marano. Le acque sono caratterizzate da particolare limpidezza e grazie alla costante temperatura, che si aggira sui 7-10 gradi nei mesi invernali, danno origine a tipi di vegetazione altamente specializzati. Codroipo è attualmente una cittadina di quasi 15.000 abitanti, di cui 10.000 nel capoluogo, posta nel cuore del Friuli, equidistante da Udine ad est, Pordenone ad ovest, dalle prealpi Carniche a nord e dalla costiera adriatica a sud. Negli ultimi decenni ha mutato rapidamente la sua vocazione, divenendo una ridente cittadina a prevalente attività terziaria. Se l'emigrazione che l'ha colpita alla fine del secolo scorso e dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva fatto partire molti dei suoi figli, il fatto che la vita che in essa si svolge risulti essere sufficientemente gradevole per i buoni servizi di cui è dotata e la relativa tranquillità di cui è caratterizzata, la presenza in loco di alcune caserme, fra le quali presso l'aeroporto militare di Rivolto la base della pattuglia acrobatica nazionale, ha fatto sì che una buona parte della sua attuale popolazione sia costituita da genti provenienti da tutte le province italiane. Tale situazione ha consolidato la naturale propensione all'accoglienza e costituisce una ricchezza culturale di elevata potenzialità. La struttura urbana è caratterizzata da un centro senza particolari riferimenti architettonici, qualificato con una piazza resa vivibile e funzionale con la limitazione del traffico automobilistico, che funge da luogo di incontro e di manifestazioni all'aperto. Il mercato del martedì, con la presenza di un centinaio di ambulanti, che si tiene nella pubblica piazza, è forse l'elemento che più di ogni altro lega la Codroipo attuale con la Codroipo di un tempo.
Fino all'ultima guerra si tenevano 2 mercati di bovini e di equini nel primo e terzo martedì. Questi animali convenivano nel foro boario. In via Candotti c'era il mercato della legna, in piazza il mercato dei cereali, lungo la via della chiesa il mercato della frutta e verdura, vicino alle prigioni il mercato delle bestie da cortile. Al mercato del primo martedì del mese intervenivano dalle 6 alle 7.000 persone e sul foro boario si contavano persino 2.500 capi di bestiame. Accanto ai servizi commerciali, Codroipo è punto di riferimento per i paesi circostanti, che riscopre il senso profondo dell'identità e dell'operosa convivenza.